Ci siamo, avete temuto che non arrivassimo, no? Invece ci siamo come sempre, non è proprio mezzogiorno, ma siamo pronti per un altro appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Perché si sa, quando arriva la partecipazione ad un matrimonio, anche se c'è scritto lì un orario, poi la sposa si fa aspettare sempre e in questo caso noi abbiamo aspettato per presentarvi chi il matrimonio ve lo realizza. E allora ci colleghiamo immediatamente con Michela Cannatella e con Domenico Bernabò. Benvenuti su Compro Siciliano Live. Buongiorno, Ciao, buongiorno. ciao, buongiorno. Scusate, ho qualche problema tecnico. Ma ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo detto, è come l'attesa della sposa all'altare, uguale. Infatti. Ci si deve far desiderare ogni tanto. Michela, presidente dell'associazione Wedding Planners Palermo, che aderisce a Confcommercio, e voi tra l'altro in realtà siete pure marito e moglie. Esattamente, tra l'altro fra Prima siete marito e moglie da 25 anni e poi da c'è 25 anni. Sì, il 23 aprile facciamo 25 anni di matrimonio. Ma come si fa? 25, perché mi sembra una merce più unica che rara la vostra. Siamo vecchio stampo. Apparteniamo ad una generazione che resiste. Bravi, bellissimo. Poi abbiamo bellissimo. anche 3 figli meravigliosi e quindi insomma la nostra forza e il nostro collagene sono loro. Nico, tu sei direttore catering di un'azienda palermitana. Michela, tu hai iniziato a lavorare nel settore del wedding, dei matrimoni, quando? Ma guarda, io in realtà ho iniziato nel settore dei congressi, del congressuale, lavoravo presso l'università in dipartimenti che facevano attività di ricerca e sono stata inquadrata come figura professionale che li aiutasse nella gestione delle unità operative che lavoravano praticamente sparsi o in Europa o negli Stati Uniti, insomma in tutto il mondo. E quindi ho iniziato questa attività facendo proprio diciamo il mondo congressuale, alla fine dei workshop o cose di questo genere. Poi piano piano mi sono addentrata, grazie anche alla sua esperienza, nel mondo dei matrimoni, quindi diciamo una decina di anni fa. E poi piano piano ci siamo specializzati diventando una wedding ed event planner e la nostra agenzia, che si chiama appunto Ligea Special Events, ha cominciato a cavalcare questo mondo del quale siamo innamorati, devo dire, dal tutto. Tra l'altro chi fa questo mestiere o lo ama oppure se ne deve, non lo può fare, se ne deve scostare, perché questo amore, c'è tanta questa tensione che si concentra in quell'unica data, c'è una lunghissima preparazione, però poi non hai un appello se qualcosa non va, devi risolvere in quel momento. La responsabilità sia nostra ma anche del catering è enorme il giorno del matrimonio. Perché... È una corsa contro il tempo, perché devi essere sempre abbastanza puntuale comunque. Sì. Non puoi rimandare. No, non c'è un piano B, o meglio, il piano B è solo nel caso in cui ci dovessero essere problemi di brutto tempo o cose di questo genere, ma non c'è una seconda opzione, diciamo. Va bene la prima, come dire, ciak, va bene la prima e basta, non ci sono alternative. Che poi quando vi siete sposati voi, 25 anni fa, ok, matrimoni anche meravigliosi, però non c'era quell'attenzione ai dettagli, quella ricerca di perfezionismo, ma più che altro direi di dare un'unica anima al matrimonio. Ormai c'è un'attenzione, l'abito della sposa ha qualcosa a che fare magari anche con l'allestimento dei tavoli, le decorazioni che trovi all'interno di una chiesa, magari hanno dei colori che poi ti ritrovi nel menù. Ci sono dei collegamenti in ogni dove. Prima non era così, prima sceglievi il luogo e il menù, stop. Niente, assolutamente, noi quando ci siamo sposati non abbiamo completamente scelto tovagliato, bicchieri, nulla. Ci siamo presentati di quel giorno, insomma, e c'è stata la cerimonia e via. Vabbè, sai cosa non c'è? È stato male, meno stress, tutto sommato. Ma sai che c'è prima, appunto, l'attenzione maggiore era sul cibo, fondamentalmente ti affidavi a degli specialisti che comunque avevano una nomea sul territorio e fine. Oggi non è più così perché
diciamo che nella gestione di un evento e soprattutto nella scelta di tutti i fornitori che entrano in gioco in un evento, c'è un buon 50% che sicuramente è relegato alla qualità degli stessi, e dall'altro poi c'è tutto appunto quello di cui stavi dicendo, tutto l'aspetto scenografico che oggi ha assunto un ruolo fondamentale. È un paradosso, ma è cosa che accade, che quando la coppia si siede davanti a noi, anche e soprattutto davanti a un catering, magari la prima domanda non è cosa fai mangiare, ma quali sono gli allestimenti che Esatto, ci proponete. esatto. Quindi, Quindi sai, si parte da lì ormai. beh, insomma, diciamo che, Il punto è ripeto, quello d'inizio. il punto d'inizio è quello. È chiaro che poi la qualità si cerca, oggi c'è molta attenzione sulla scelta dei prodotti, sulla scelta dei vini, si ama molto il territorio, lui qua vi può dire che abbiamo un'attenzione particolare sui prodotti anche a chilometro zero, cioè adesso c'è veramente un'attenzione specifica anche sul cibo, ma ripeto, messi sulla bilancia c'è veramente un 50 e 50 perché entrambe le cose hanno assunto una notevole importanza. Fermo restando che poi l'utente finale, che l'ospite secondo me è più attento al cibo, come mangi, come bevi, e non tanto al piatto. Chi invece dipende quanto ovviamente... sono social, Domenico. È vero questa cosa. Sì. Perché se sono lì a fotografare e a fare i video, a postare, dipende. Sì. Però ti posso dire una cosa, che se l'allestimento, tra virgolette, non è granché, beh, passa semplicemente semplice, ma se non si mangia bene, beh, è una cosa che viene ricordata. Quello è... Sì. Importantissimo, è sempre stato così. Abbiamo dei video, quindi per entrare un po' meglio in questa atmosfera da matrimonio, chiedo al nostro Paolo Gatti in regia di farci vedere alcune immagini. Ma che meraviglia! Allora ragazzi, mettiamo subito le cose in chiaro. Io convivo da tantissimi anni, l'anno scorso ho detto vabbè dai, questo mi sa che è l'anno buono in cui pensare di sposarci, e ovviamente pandemia, gran casotto. Ma ci si può sposare quest'anno? Ma allora, in chiesa sì, la celebrazione religiosa e la celebrazione civile ad oggi è possibile farla nel rispetto dei protocolli che sono gestiti dalla curia o dal comune. Il momento è tragico per quanto riguarda il dopo, perché ad oggi tutti gli eventi festosi legati a qualunque celebrazione, sia essa civile che religiosa, sono in questo momento vietati. Quindi è una bella batosta. Tu considera che noi siamo fermi da ottobre, con l'ultimo DPCM che ha appunto messo il veto sulla possibilità di festeggiare. Insomma, la situazione è rimasta ad un punto fermo. Speriamo tanto che i protocolli legati proprio alla ripresa vengano attuati e soprattutto che la campagna di vaccinazione continui a fare il suo dovere e arrivare alla stagione, iniziare la stagione il prima possibile.
Quindi voi non sapete nulla, non ci sono magari delle indiscrezioni, qualcosa che dica a giugno, a maggio, niente di niente. No, questo per quanto riguarda... E che stanno facendo le coppie per adesso? Sicuramente voi avrete avuto... Ma è stand-by per il momento. Sono in stand-by, un po' tutti. Qualcuno invece chi era a maggio invece sta opzionando date diverse, settembre, agosto. Sì, devi considerare che moltissime coppie che dovrebbero convolare quest'anno sono coppie dello scorso anno che avevano deciso di spostare il matrimonio quest'anno e che però sull'esperienza dello scorso anno, che si è aperta quella finestra tra luglio, agosto e settembre, se ne sono un po' pentiti perché magari avrebbero potuto sposarsi. Quindi in questo momento hanno deciso di aspettare, giustamente, assolutamente giustamente, di aspettare che ci dicano effettivamente quando e se potremo continuare a fare la nostra programmazione. Solo che c'è bisogno di una lunga programmazione, immagino. Cioè, se io oggi mi alzo e dico ok, io uso una coppia, se io in coppia, perché uno da solo manca una metà, ci vuole un altro con cui sposarsi o un'altra. Se si decide di sposarsi, oggi, quanto ne abbiamo? 20 e qualcosa di marzo. 24 marzo, oggi ci sposiamo, oggi diciamo va bene, facciamo questa cosa, sposiamoci. Arriviamo da te e ti diciamo Michela, vogliamo sposarci. Tempi tecnici minimi per organizzare un matrimonio. Allora, noi diciamo proprio per cultura siciliana, direi, e molto anche palermitana, amiamo iniziare la programmazione tanto tempo prima, anche perché ci piace avere il meglio, no? Quindi sia per quanto riguarda le chiese, cioè noi abbiamo un patrimonio artistico spettacolare, però sono le chiese più gettonate, che ne so, la Martorana, piuttosto che la Magione, cioè sono delle chiese talmente gettonate che se non pensi, Cappella Palatina, se non ci pensi per tempo rischi appunto di non trovare la data che ti... Quindi il primo step è la chiesa? Sì, diciamo di sì. Il primo step è la chiesa, alla quale segue ovviamente il luogo dove poi si farà il ricevimento. Se decidi oggi per, non lo so, fra un mese di sposarti, devi scendere a dei compromessi. Ma questo non significa che, soprattutto se ti affidi a professionisti, la cosa non si possa realizzare. Cioè non per forza ora per l'anno prossimo, quindi si può fare un po' Ma ormai guarda, soprattutto per l'andamento di quest'anno e siamo abituati a rivoluzionare le nostre modalità di vita, praticamente dall'oggi al domani ci siamo dovuti adeguare tutti quanti. Quindi se tu consideri anche nell'organizzazione del matrimonio. Sì, esattamente. Però ripeto, è fondamentale che dalla parte della coppia ci sia anche la voglia di scendere, tra virgolette, a compromessi lì dove non si trova disponibilità soprattutto della chiesa o del luogo del ricevimento. Per il resto no, cioè per il resto la qualità e la professionalità di tutti noi rimane la stessa, ma appunto la chiesa o il luogo dove si fa il ricevimento diciamo dovremmo adattarci a quello che si trova disponibile. Prima di vedere un altro video su questo meraviglioso mondo dei matrimoni abbiamo un piccolo spot di Io Compro Siciliano. Ecco, così abbiamo visto il nostro marketplace, lo ricordiamo sempre, www.iocomprosiciliano.com, dove potete trovare il meglio del Made in Sicily. Ma visto che è lì con le mani sulla tastiera, chiedo a Paolo di mandarci anche l'altro video che riguarda il mondo dei matrimoni.
Michela, ma come l'avete scelto questo nome? L'Ikea è una strana storia. Io ero incinta di mia figlia Marta e appunto si pensava a questa idea, a questo progetto e stavo leggendo un romanzo di Tomasi di Lampedusa, la cui protagonista è appunto una sirena che si chiama Ligea. È una storia molto struggente perché poi alla fine anche drammatica direi, però dà il senso dell'amore, della passione, di quanto l'amore sia forte e che cosa si possa fare per amore. Quindi alla fine decisi di utilizzare questo nome per la nostra agenzia. E poi se non ricordo male è anche il nome di un ottimo vino siciliano, mandando di una cannota cantina, mandando al di là ogni tanto queste cose di goderecce vengono sempre fuori. Ma torniamo a questo momento, perché appunto abbiamo dato un po' qualche indicazione, anzi possiamo anche dare qualche indicazione in generale in questo momento per le coppie, al di là della pandemia in generale, per come approcciare all'organizzazione a un matrimonio, quali sono i consigli giusti dati dai professionisti per evitare di prendere cantonate e poi pentirsene amaramente, perché ricordiamo, si fa, si spera una volta sola, o quando meno quando lo si fa con quella persona lo si fa quella volta, e quindi sarebbe il caso che tutto andasse perfettamente come ovviamente ogni coppia desidera. Certo, ma guarda, noi ovviamente essendo persone che navigano e lavorano nel settore, abbiamo a che fare con tanta gente che lavora e che fa il nostro stesso mestiere e devo dire che c'è anche una solidarietà, una rete tra tutti. Quando però il prodotto che viene offerto è di alta qualità, cioè se io ho davanti una coppia che intende essere accompagnata nel percorso da una wedding planner e la necessità di oggi sono diventate quasi improrogabili perché la maggior parte delle coppie con le quali noi lavoriamo entrambe lavorano, alcune non vivono sul territorio, quindi diciamo ci sono delle necessità proprio legate al tempo, alla logistica e che portano appunto le coppie a scegliere di essere affiancate da un wedding planner. Ma appunto quando poi entriamo nel vivo, quello che dico è che al di là davvero della scelta che nasce fondamentalmente dall'empatia che si crea tra noi e loro, che scelgano comunque un professionista, qualcuno che sia accreditato professionalmente, che sia riconosciuto sul territorio per non prendere appunto cantonate. Questa è la cosa fondamentale. Sai, al di là della mia, ma i catering per esempio, alla lunga, ora magari glielo facciamo dire a Domenico, perché poi io sono una, anche nella coppia è così, sappilo, sono che chiacchiera moltissimo. E poi leggiamo anche qualche messaggio perché so che ci sono domande da chi ci sta seguendo. Ok, dicevo anche i catering, beh, ce ne sono tantissimi, tantissimi, però alla lunga, come dire, il cavallo giusto è quello che arriva. È vero, Domi? Si sa, i nomi sono quelli blasonati, quelli che vanno avanti, gli altri, quelli piccoli, sono improvvisati magari, e quindi il risultato poi non è appunto, come diceva Michela, ottimale da professionisti. Ovviamente anche perché dobbiamo ricordare che una cosa è andare a mangiare, per dire, un piatto a un ristorante, laddove il colore della zona lo permetta, un'altra cosa è cucinare fuori dalla struttura di un ristorante che ha dei meccanismi, cucinare per tante persone, rispettare i tempi, è tutt'altro lavoro. Hai detto bene, perché questo appunto non è il ristorante, il catering è tutt'altra cosa, è un altro metodo, un'altra tipologia e ci vuole veramente tanta professionalità e dietro una struttura che lo possa reggere, supportare. Sì, una delle cose che i messaggi, perdonami sì. Michela, perché sì, siamo vai, arrivati con i tempi, e volevo salutare Luca Leonardi che ci ricorda il nostro hashtag Io Compro Siciliano, ancora Antonino Di Caccamo che ci saluta da Milano. Vediamo se ci sono coppiette, anche Matteo Magro che ti fa i complimenti e saluta tutti quanti, John Blandi che ci saluta da New York, così abbiamo il nostro pubblico internazionale, Francesco Nacci che dice: i matrimoni di oggi sono come essere in una favola perché sono ben gestiti da persone più qualificate rispetto
a prima, e dopo 20 anni le cose sono cambiate. Lui si è sposato 20 anni fa e quindi anche lui ci testimonia il fatto che le cose siano cambiate. Paola Serpico, ciao, grazie, dice: pensare a un connubio tra l'esperienza della dottoressa Cannatella e Io Compro Siciliano per promuovere la Sicilia sede di matrimoni internazionali. Ah, questa è una bella domanda. Dice: quindi pensate a un connubio tra l'esperienza della dottoressa Cannatella, che ricordiamo è la presidente dell'Associazione Wedding Planners a Palermo, e Io Compro Siciliano, perché questa è comunque una realtà di fatto. Tante Assolutamente persone sì. dall'estero vogliono le location siciliane. Sì, sì, sì. La Sicilia è una meta scelta Vita. ambitissima dalle coppie che vivono all'estero, per cui si è aperta una grande fetta di mercato che riguarda il cosiddetto destination wedding, per cui abbiamo coppie americane, coppie inglesi, coppie francesi, tedesche. Cioè, noi, guarda, dalle stesse foto che tu hai mandato, infatti chiacchieravamo sotto, sono ognuna di quelle immagini è legata ad una coppia, molte delle quali sono straniere. Una coppia austriaca, per esempio, una coppia... Ma sono persone che hanno origini siciliane o vengono solo perché piace il luogo? Alcune sono legate proprio al luogo da un punto di vista familiare, ma abbandonati perché anche da generazioni, cioè magari i nonni erano siciliani o cose di questo genere, altri proprio per il luogo, assolutamente affascinati dai nostri luoghi, colori, dal cibo, dalla nostra storia. Sono in contatto con dei ragazzi che vivono in Etiopia, lui è veronese, lei è tedesca. Sono venuti qua in Sicilia perché attratti ovviamente da Scopello, che è una meraviglia, e quindi siamo in contatto per il matrimonio. Doveva fare quest'anno, ovviamente non ci stanno riuscendo, sarà per il prossimo anno. Sì, questo del Covid, per quanto riguarda soprattutto i matrimoni stranieri, ha penalizzato moltissimo, perché ecco, se come dicevamo prima, un matrimonio, permettimi il termine, locale, lo potremmo gestire con tempi ristretti, assolutamente no per quanto riguarda i matrimoni stranieri. Lì c'è una programmazione che dura davvero mesi, perché non è soltanto il giorno del matrimonio, ma ci sono da 100 a 150 persone, se non addirittura di più, o al contrario potrebbero essere anche piccoli nuclei familiari, ma ai quali devi pensare da un punto di vista logistico, di accommodation, di transfer e via discorrendo. Quindi lì un piccolo congresso. Esatto, è un piccolo congresso, hai necessità di lavorare mesi prima per poter organizzare. Ecco perché stiamo patendo parecchio chi giustamente è specializzato nel destination per quanto riguarda i matrimoni stranieri. Potremmo unire le forze con il siciliano, come ci suggeriva. Un paio di messaggi: siamo oggi fuori da qualunque tempo umanamente immaginabile. Giuseppe Trento ci saluta dalla Slovacchia. Ne avete avuti sposi dalla Slovacchia? No, non mi è mai capitato. Dal Canada, da dove ci scrive Franco? Dal Canada sì. Dal Canada sì. Lo trovavamo. Sì, Deborah Salli che dice: viva la Sicilia e i suoi patrimoni pieni di tradizione e innovazione, complimenti a tutti alla promozione di Io Compro Siciliano. Grazie Deborah. Io vi devo salutare, ringrazio Domenico Bernabò, ringrazio Michela Cannatella per essere stati qui con noi. Speriamo di rivederci presto, quando sarete nuovamente all'opera e quando tanti sposi avranno nuovamente la possibilità di coronare il loro sogno, guidati da professionisti come voi. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. E noi così ancora un po' sognanti e sentiamo in sottofondo questa marcia nuziale, ci salutiamo, ma in realtà ci salutiamo guardando il nostro spot integrale di Io Compro Siciliano. Ciao!